Si è tenuta a Padova la prima borsa del turismo religioso internazionale, appuntamento dedicato al turismo spirituale e ai pellegrinaggi. Una nicchia di mercato che vale tra i 300 e i 330 milioni di turisti nel mondo, per un giro d'affari stimato in oltre 18 miliardi di dollari, per il quale la Regione Veneto ha già formulato una proposta turistica, Across Veneto, articolata in 7 itinerari tematici attraverso i luoghi della fede e della spiritualità del territorio regionale. Abbiamo creato 7 percorsi turistici nel nostro territorio, nel territorio veneto. Soltanto a Padova abbiamo circa 3 milioni di turisti che vengono qui per motivi religiosi, ma noi vogliamo che questi non siano percorsi soltanto legati alla fede, ma anche alla spiritualità e alla cultura, perché in questi percorsi la gente può venire con calma col cosiddetto turismo slow a conoscere il nostro territorio, a usufruire delle nostre strutture, e quindi per noi è un indotto importantissimo, anche slegato, diciamo, all'anno del giubileo, quindi lo sarà anche per i prossimi anni. Nel contesto italiano, che rappresenta una delle mete privilegiate di questo mercato per la presenza del Vaticano, di Roma e di Assisi, il Veneto può contare sui numeri della città di Padova, che con i 4,5 milioni di visitatori all'anno della Basilica del Santo è la destinazione regionale più gettonata. Siamo orgogliosi di aver ospitato la prima borsa internazionale del turismo religioso proprio qui a Padova e speriamo che sia un appuntamento che si rinnovi e venga calendarizzato nella programmazione della nostra amministrazione. Ricordiamo che in Veneto l'aumento del turismo religioso è stato calcolato nell'anno scorso pari al 5%, Padova ha una media, anche se di poco superiore, intorno al 5,6-5,7%. In media il turista religioso rimane a Padova 2 giorni, noi vogliamo che resti anche per visitare l'altra faccia della città, quella artistica tout court, quella scientifica, che non ha nulla da invidiare alle maggiori capitali del mondo. Numeri che hanno reso il capoluogo patavino sede ideale per questo evento internazionale, patrocinato dalla CEI e dall'Agenzia Nazionale del Turismo, che in 4 giorni ha portato a Palazzo della Ragione circa 300 operatori di settore italiani e stranieri. Un evento voluto dalla Regione Veneto, prima regione turistica d'Italia, per continuare a sviluppare le potenzialità di un segmento di mercato che vale l'1,5% del totale dei flussi turistici nazionali. Ci sono vari tipi di pellegrino, c'è il giovane che magari va negli ostelli e tende a spendere poco, ma ci sono anche dei fedeli e delle persone tra i 40 e i 50 anni di età che sono mediamente facoltosi, che arrivano a spendere dai 50 a 100 euro al giorno, che non fanno sempre percorsi, diciamo, legati al pellegrinaggio, ma che sono anche percorsi autonomi dove chiedono delle strutture adeguate, e quindi noi abbiamo visto che è una nicchia di mercato anche molto importante.